cambiata nel nome, nella sostanza credo che sia più o meno la stessa Superlega che ho lasciato 4 anni fa. In questi 4 anni secondo me c'è stato una debacle all'inizio di questo quadriennio, e poi invece negli ultimi 2 anni credo che il livello del campionato italiano sia tornato ad essere il migliore al mondo. Adesso non so se forse sia il migliore in assoluto, però è sicuramente tra i 2 e 3 migliori al mondo, come equilibrio, come anche squadre top, palazzetti spesso pieni, organizzazione sicuramente all'avanguardia, quindi credo di tornare in un ambiente sano. Beh sì, allora intanto siamo allenati un mesetto e qualcosa, sì, perché dopo la stagione regolare sono tornato a casa, sapevo che Padova si sarebbe continuato a allenare, ho chiesto a Santuzza Baldovino e mi hanno accolto a braccia aperte, quindi beh, li conoscevo anche da prima, da quando ero proprio piccolino, alcuni giocatori già li conoscevo, li ho conosciuti meglio, insomma è stato un bel mese. E beh, credo che quello che manchi ancora siano i posti 4, quindi non so ancora bene chi ci sarà, speriamo che siano bravi, esperti, talentuosi, umili e che abbiano voglia di vincere. Però credo che il minimo comune denominatore di Padova sia quello di puntare sui giovani talentuosi, di non fare spese matte, di puntare sulla qualità dell'uomo, del giocatore, delle qualità del giocatore, e poi svilupparli insieme a uno staff tecnico preparato, insieme a una società solida alle spalle, e farsi in modo che un giocatore di buone prospettive cresca in un ambiente sano, sportivo, solido, per fare qualcosa di grande insieme. Tantissimo, il divertimento deve essere la prima caratteristica che deve avere un giocatore. Se non c'è quella e ci si prende sempre un po' troppo sul serio, poi si rischia un po' di uscire dalla barca, quindi di divertirmi ho tanta voglia, e tra poco insomma ci divertiremo insieme, dai, speriamo. Beh sì, l'anno post-olimpico è sempre un po' particolare, infatti non ci sono tanti giocatori che c'erano l'anno scorso, chi forzatamente riposa, chi no, però insomma è normale che all'inizio del quadriennio ci siano un po' di novità. Valaso è una di queste, anche se ha dimostrato ormai da un po' di anni che è un libro di grandi qualità, ha dimostrato di poter competere con i migliori. Ora ha la possibilità di competere con i migliori e spero che la sfrutti. Credo che sia un bravo ragazzo, nel senso che si vede che viene da famiglia molto umile, da educazione molto sana, quindi queste sono cose difficili da trovare in campioni che poi ovviamente Valaso dovrà diventare un campione, però è sempre bello riconoscere l'umiltà in un campione. Credo che abbia le qualità per diventarlo, sia tecniche che umane, anche fisiche, perché è quasi più grosso di me. E gli auguro di fare tanta esperienza, perché poi la nazionale, soprattutto all'inizio, la cosa più bella è proprio l'esperienza del campo internazionale, l'esperienza di confrontarsi con giocatori che non hai mai magari giocato contro, metodi di allenamento diversi, tanti viaggi, tante trasferte, bisogna essere sempre in forma in un weekend, in una settimana, quindi bisogna essere molto professionali, bisogna essere molto concentrati, anche un po' fortunati, però è un'esperienza sportiva che non ha uguali, quindi sicuramente lo ritroveremo cresciuto e maturato e con tanti chili sulle spalle. Spero che non gli facciano male alle ginocchia il prossimo anno, però ci serve, sì, e gli faccio un grande bocca al lupo. Sono Dragan Travica, sono alto, sono carino, mi impegnerò tantissimo, vi prometterò di sudare tantissime magliette insieme a voi, spero che voi ci tifiate, divertendovi, e ci vediamo al palazzetto. Ciao!